Continuiamo a parlare però di polemiche legate a argomenti proposti dalla Lega Nord. Se ricordate, nei giorni scorsi c'è stato un altro argomento che ha tenuto banco, cioè le trasmissioni in dialetto. Lo ricordava anche il direttore nel suo collegamento telefonico. Per cui adesso noi andiamo in Veneto, dove insieme a Rosario Padovano c'è un ospite con il quale parleremo proprio di questo argomento. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Daniele Stival, consigliere regionale della Lega Nord, che ringraziamo naturalmente per essere venuto perché fa davvero molto caldo, la gente è in vacanza, però lei lavora sempre per il territorio. A proposito di territorio, adesso è montata questa polemica con il PDL, si rischia la crisi di governo per il dialetto e per l'inno nazionale. Ma insomma, noi è da anni che stiamo combattendo in Regione del Veneto, e dal 2000 che è stata inserita l'identità veneta come assessorato specifico, e l'identità veneta ce l'ha il vicepresidente Manzato. Noi iniziative sulla cultura e sull'identità veneta le abbiamo sempre fatte dal 2000 ad oggi. C'è stata approvata dal centrodestra la legge nel 2007 sulla lingua veneta e precedentemente tutta una serie di iniziative sulla scuola veneta, per cui noi stiamo facendo e applicando ciò che tutti assieme abbiamo fatto come Lega e PDL. Se poi adesso a livello nazionale si vuole far marcia indietro perché non si vuole riconoscere a ogni regione la sua specificità, è una cosa assai strana, perché aver paura delle lingue locali, aver paura delle tradizioni locali vuol dire non sentire che la nazione sia forte. Ho capito, ma questo concetto qua si può applicare, faccio un esempio strano, alla Basilicata, no? Una persona magari su una trasmissione specifica, direi 3 regionale, può provare un po' di piacere a vedere, che ne so, un cartone animato, un'opera teatrale in dialetto lucano? Certo, ma è giusto che a ogni... Allora, Rai 3 dovrebbe essere la TV di Stato regionale o regionalizzata. È giusto che in ogni regione, dalla Sicilia alla Campania al Veneto, ci siano lingue locali, e quindi evidentemente in Campania parlino pure le lingue locali, in Sicilia lo stesso, ma anche in Veneto che ci sia più spazio a quella che sono le nostre culture. Può essere dunque il figlio di Panto un precursore di questa novità anche a livello nazionale? Ma questo senz'altro. Noi insieme al figlio di Panto stiamo facendo tutta una serie di iniziative. È giusto che le TV locali che hanno la possibilità diano lo spazio, ma anche le reti nazionali che sono pagate col canone di tutti diano spazio alle loro specificità locali. Ringraziamo dunque Daniele Stival, la linea alla redazione centrale. Grazie.